Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale, in vantaggio ci va Banca Italia San che sfrutta l'errore di Amore Stecca Numero 4, Amore Stecca, e lungo squalificato. la corda veloce anche Contento Joe che va in seconda posizione. Poi percorsi esterni invece Avio Stella cercherà di provare a sfilare probabilmente perché una volta rimasto all'esterno non è bellissimo di meccanica, vediamo, si porta su Banca Italia San dopo 400 metri di gara ma non lo copre ancora. 31,6 tanto i 400. Contento Joe rimane lì a contatto, poi Beautiful Trio ancora lì di poggio, se ne vanno i primi 600 metri in 47,3. Avio Stella rimane così scoperto all'esterno a lato di Contento Joe, davanti sempre Banca Italia San che si appresta a completare il giro iniziale nell'ordine dell'1, 2 e 9, 31 e 3 il secondo quarto di gara. All'esterno c'è Stricker che ha in poche battute rifatto la penalità e ora all'altezza del chilometro figura in seconda pariglia esterna seguito da Sherry del Nord. Cavalli a poco più di un giro dalla conclusione, sempre condotti da Banca Italia San che precede Avio Stella all'esterno, lungo la corda Contento Joe, all'esterno Stricker, via via tutti gli altri con in terza posizione sempre Beautiful Trio lungo la corda. Non cambia nulla tatticamente, più pariglia a 600 dalla conclusione con Banca Italia San che controlla la situazione, all'esterno è sempre Avio Stella, per pariglie c'è Stricker che a 500 dalla conclusione accenna per un attimo a spostare, poi torna in schiena ad Avio Stella che ha ancora energie per portarsi su Banca Italia San che entra in vantaggio sull'ultima curva. Lungo la corda c'è Contento Joe, Stricker non è per il momento tanto efficace, prova a venire in terza ruota ma la sua azione non è particolarmente fluida e così Banca Italia San cerca di scappare in anticipo sui rivali. Sposta intanto Contento Joe ma Banca Italia San ha preso vantaggio, ultime battute con Banca Italia San che nel finale controlla e vince nei confronti di Contento Joe. Al terzo finisce Beautiful Trio. La vittoria in percorso di testa per Banca Italia San, Giorgio Cassani in sediolo. Giorgio Cassani al training per conto del signor Paolo Morelli. Andiamo a rivedere le belle battute conclusive di Banca Italia San che non si lascia mai avvicinare e replica Contento Joe che tenta la sortita, vedete sul finire della piegata, ma Banca Italia San non si fa più prendere e nel finale anzi accelera ancora e vince davvero facile sullo stesso Contento Joe, mentre per il terzo emerge Beautiful Trio, così come si erano messi in partenza, sono arrivati. La vittoria di chiusura di stagione del 2023 a Bologna, al Coveggio, è per Banca Italia San, Giorgio Cassani. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per il 1 gennaio, vale a dire lunedì 1 gennaio 2024.